Amici, buongiorno, la segna stampa di martedì 2 febbraio 2021, notizie dalla provincia di Rovigo, ma non solo, dalla pagina nazionale dei quotidiani e dal web, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo subito alle notizie, a vedere all'interno delle pagine. Cominciamo con questa notizia dalla voce di Rovigo. Rovigo al centro del narcotraffico internazionale di cocaina. Raffica di arresti. Maxi operazione antidroga della squadra mobile, sgominata una organizzazione nigeriana. L'indagine prese le mosse a maggio del 2019, quando alla stazione ferroviaria di Rovigo venne arrestato un nigeriano con oltre 3 etti di cocaina in ovuli nello zaino. Finalmente, essendo in zona gialla, tornano i visitatori a Roverella. Il passaggio in zona gialla ha permesso la riapertura della grande mostra di Chagall. Aperta anche la mostra sulla quercia di Dante a Palazzo Roncale. E comunque per ora gli ingressi alla mostra sono contingentati, i visitatori saranno seguiti nelle azioni che consentiranno loro una visita nel rispetto pieno delle normative sulla sicurezza. Era ormai diventato un personaggio social, anche per merito del figlio Giampaolo Giampi Cazzuliani, che è una piccola frazione di Portotolle, piange il suo Giuseppe. È morto Giuseppe Artibano Veronese, personaggio molto conosciuto, aveva 92 anni, e come detto personaggio simpaticissimo, diventato famoso anche sui social, su Facebook in particolare. Tra le sue caratteristiche, per 20 anni ogni mattina e ogni sera faceva ben 15 km a piedi da Cazzuliani a Cavenier, andata e ritorno, in tutto 30 km al giorno. Rovigo, nuovo tribunale, si apre lo spiraglio a Caserma Silvestri. Il sindaco Gaffeo: se ci fosse una risposta positiva sarebbe la terza opzione sul tavolo del ministero. Andiamo al Corriere del Veneto, in prima pagina: scuola e bus, il primo test regge. Prefetti e sindaci alle fermate, la regione tutto ok, riaprono bar e ristoranti. Zaia afferma no a ordinanze, sì alla responsabilità. Speriamo che tutto vada bene. Ed essendo i trasporti una delle emergenze e una delle criticità, più bus e steward, vigili e volontari, il piano di rientro a scuola funziona. Anche sindaci, prefetti e manager delle aziende di trasporto di persona sulle strade per controllare la tenuta del sistema. Speriamo naturalmente che questi controlli durino anche nel tempo e non siano solo per questo primo periodo. Tra le categorie che più stanno soffrendo queste zone gialle, arancione eccetera, ci sono appunto le palestre, in particolare agonisti che nuotano in piscine ghiacciate, palestre verso il baratro, prestiti impossibili e rischio mafia. Sport e cultura tutti dimenticati, così resistiamo al massimo 2 mesi. Tra queste notizie a livello nazionale, il virologo Palù dice: farmaci monoclonali, copiamo la Germania e si può partire subito. Preoccupato per gli assembramenti, di ritornare ancora in zona rossa ed aumentare ancora i contagi, vanno evitati gli assembramenti e serve indossare sempre la mascherina, anche perché non abbiamo vaccini a sufficienza e non siamo ancora pronti con le terapie con gli anticorpi monoclonali, che sembrerebbe una delle ultime frontiere per superare questo problema. Andiamo come sempre nella pagina interna del Corriere Veneto, la striminzita pagina di Rovigo. La pandemia appunto nel Rodigino, appena 39 contagiati ma 5 decessi in 24 ore. Adria torna Covid free. Celebriamo ancora una volta il cantiere Vittoria di Adria. Dal cantiere Vittoria 2 nuove imbarcazioni alla Guardia Costiera. Il cantiere navale Vittoria consegna alla Guardia Costiera 2 nuove imbarcazioni per il soccorso in mare. È la prima parte di una commessa di 5 unità per un valore di quasi 10,5 milioni di euro. Nonostante la complessità del periodo, dice Paolo Duò, presidente dell'azienda adriese, specialista nelle imbarcazioni da difesa, tecnici e maestranze sono riusciti a portare avanti con dedizione e passione il loro lavoro con evidenti risultati. Da Rovigo oggi, Amazon abbraccia l'elettrico per le consegne, ordini per 100.000 furgoni a 0 emissioni. Il colosso mondiale della logistica aderisce al programma di azzeramento della produzione di CO2 nei propri processi produttivi e parte dei veicoli elettrici che arrivano a casa del cliente. Un esempio per pensare in grande. E per finire, saggezza popolare: 2 febbraio, festa della Candelora. Quando viene la Candelora dell'inverno siamo fora, ma se piove a tiramento, nell'inverno siamo dentro. La segna stampa finita, grazie dei vostri ascolti, grazie che sempre più siete numerosi, grazie anche per tutti i vari messaggi che ci date e ci mandate, e che dire, a noi fa piacere fare questo. Come sempre, da Leandro Maggi, è un piacere stare con voi. Ciao ciao!